ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Lega Ambiente ha realizzato il nuovo report sullo stato di salute dei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia. A parte un piccolo salto in avanti di Gorizia, perdono alcune posizioni tutte le altre città. I dati si riferiscono al 2021. Ha seguito per noi la presentazione del report Isabella Gregoratto. Le città della nostra regione scendono di qualche gradino nella graduatoria nazionale che riguarda l'ecosistema urbano del 2022. Con noi il presidente di Lega Ambiente, Sandro Carnielutti, che ci parla proprio di questi cambiamenti che tra l'altro si basano su diversi indicatori. Sì, diciamo che sono 18 indicatori che riguardano temi diversi: acqua, rifiuti, qualità dell'aria, ambiente urbano, energia, eccetera. No? E niente, viene stilata una classifica tra i 104 capoluoghi di provincia, Pordenone al 7° posto, 15° è Trieste, 18° è Udine, 30° in 30ª posizione Gorizia. Ecco, e tutte le nostre città praticamente scendono di qualche posizione rispetto all'anno precedente, di 2 o 3 punti. Esatto, ad eccezione di Gorizia che era al 32° e risale un po' al 30° posto. Ma che cosa si evidenzia, soprattutto per quanto riguarda il capoluogo friulano? Allora, diciamo, 2 dati a livello regionale, no? Aumenta la raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio, però dato in controtendenza è che aumenta anche la produzione di rifiuti, no? Cui il processo non è totalmente virtuoso, no? E si riduce il consumo di acqua, no? E per quanto riguarda poi il tema dell'aria abbiamo un miglioramento in tutti i 4 capoluoghi di provincia, ad esempio delle polveri sottili, cioè abbiamo una riduzione delle polveri sottili, mentre leggermente calante ad esempio la concentrazione di ozono, ad eccezione di Pordenone, aumenta il biossido di azoto, ovvero traffico, no? Di un paio di punti percentuali, comunque al di sotto delle soglie di legge. Per quanto riguarda il trasporto abbiamo avuto dei cali significativi, no? A livello regionale del 20%, a Udine del 40%, a seguito anche della pandemia evidentemente, no? Per cui lì ci sarà un grosso lavoro da fare per, no, rendere attrattivo di nuovo il servizio, migliorando naturalmente la qualità dello stesso. Ci sono poi alcuni dati che incrociati evidenziano ancora problematiche aperte. Faccio un esempio molto concreto, no? È da anni ormai che le isole pedonali non aumentano. Siamo abbondantemente sotto il dato nazionale, non aumentano le superfici a verde. Cosa vuol dire? Che si intensificano, no? Aumenta la densità delle superfici esistenti, no? Come numero di piante, ma non aumentano le superfici. Questo cosa vuol dire? Che c'è una difficoltà dell'amministrazione, ad esempio, ad erodere spazi, no? Alle auto, migliorando la vita dei cittadini, migliorando la qualità dell'aria. Senta, per quanto riguarda anche l'avvio di cantieri sul ciclo pedonale, questo secondo lei può aiutare? Perlomeno i risultati si vedranno il prossimo anno? Diciamo sì, se c'è un disegno organico, se questo disegno è in qualche modo partecipato dai cittadini e dalle associazioni, no? E non entra in conflitto con altri aspetti di qualità, della qualità urbana, insomma, no? Cioè non può entrare in conflitto, ad esempio, verde urbano e ciclabilità, no? Che sono entrambi aspetti positivi, o comunque bisogna sciogliere questi nodi. Quindi, Lega Ambiente, che cosa suggerisce agli amministratori locali, in generale e in particolare a Udine? Beh, in generale noi notiamo che il processo di rigenerazione urbana, di adattamento ai cambiamenti climatici, di miglioramento della vita delle persone nelle città è ancora un processo molto lento, per certi versi contraddittorio. È evidente che occorre una visione strategica di medio-lungo periodo e poi degli obiettivi chiari che si traducono poi in azioni concrete. Uno dei temi ostici da sciogliere, ad esempio, è il tema della mobilità, ma non solo.
E quindi a Udine in particolare, il suggerimento che dà Legambiente, dove dovete intervenire immediatamente? Ma sicuramente io non sono di Udine, ahimè, magari non ho tutte le informazioni in proposito, no? Ma sicuramente sul tema della mobilità e del verde urbano. Poi c'è da dire, Udine per certi versi ha una produzione di rifiuti tra le più alte in regione, no? Per cui lavorare anche su versanti quali quelli della prevenzione, della riduzione, aumenta quello che è il valore civico di questa azione e il tasso di circolarità, che è uno dei fattori fondamentali, no? Per le città che vogliono essere sostenibili. Bene, ringraziamo il Presidente regionale di Lega Ambiente, Sandro Carnielutti, e qui dalla sede di Lega Ambiente di Udine tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, noi voltiamo pagina per occuparci di istruzione. Nessun passo indietro della Regione, anzi sul progetto dell'autonomia scolastica che tuttavia slitta inevitabilmente alla prossima legislatura. Lo conferma l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, precisando che ciò è dovuto al cambio di 3 governi e conseguentemente anche delle commissioni paritetiche. Rosolen aggiunge inoltre che è in corso di nomina anche il nuovo direttore d'ufficio scolastico regionale dopo la scadenza dell'incarico a Daniela Beltrame. Assessore, l'ufficio scolastico regionale è in attesa del cambio dirigenziale o della riconferma della dottoressa Beltrame. La Regione chiede tempi certi e immagino anche rapidi. La Regione chiede sempre tempi certi per quanto riguarda la scuola, in particolare in un momento complicato come questo, in cui tutti i percorsi, tutta l'attenzione sull'autonomia dei singoli istituti vanno concentrati rispetto al servizio che viene dato alle persone. Si stanno concludendo i tempi per la presentazione della candidatura, attendiamo sicuramente anche da parte del Ministero un confronto rispetto al proseguio del nostro percorso. Ha parlato di autonomia degli istituti, c'è anche un tema molto importante, quello dell'autonomia scolastica per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, che voi chiedete da tempo, ma c'è stato un problema tecnico, ovvero 3 governi, quindi 3 commissioni paritetiche e di fatto 3 inizi da zero. A questo punto è un tema che slitterà nella prossima legislatura? No, è un tema che per quanto riguarda questa amministrazione intendiamo riprendere con forza appena ricostituita la commissione paritetica. È un tema che si trascina da anni, che ha ottenuto anche dei risultati, perché abbiamo ottenuto la sperimentazione a livello nazionale della scuola trilingue della Val Canale Canal del Ferro, che in realtà è l'inizio di un percorso che sulla specialità di questa regione, unica in Italia ad avere 4 lingue minoritarie, l'unica in Italia ad avere 4 lingue minoritarie, ha basato la sua richiesta di autonomia. Sul tema delle lingue, anche rispetto ai progetti europei che si stanno sviluppando, credo si giocherà la partita della qualità del sistema scolastico e per quanto ci riguarda è la priorità rispetto alla qualità del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia. Quanto ci vorrà comunque per arrivare a questa autonomia? È fattibile tecnicamente riuscire a chiuderla entro questa legislatura? Assolutamente non è fattibile chiuderla, per noi è importante che si ricominci a parlarne, che si definiscano gli step in maniera molto puntuale. Una volta che c'è il via libera da parte del Governo nazionale alla trattativa su tutti i vari passaggi che devono portare alla regionalizzazione dell'ufficio scolastico regionale, ripetiamolo, e all'organizzazione generale del sistema, non all'intervento né su programmi né su personale insegnante o ausiliario o tecnico e amministrativo, il percorso diventa meramente tecnico, per cui è lineare. E ora a Udine, dove è stata presentata la 3ª edizione di San Martino in Osteria, 4 giorni per conoscere i locali storici della città. Una ventina le realtà che hanno aderito all'iniziativa promossa da Confesercenti con il Comitato a difesa delle osterie, in collaborazione con Comune e ANA. Questa mattina a Udine la presentazione.
Presentata oggi la terza edizione di In Osteria a San Martino, anche castagne e buon vino. Vediamo di che cosa si tratta, perché mi pare di capire che nelle osterie, nei locali storici della città ci sono dei menù già stabiliti e si mangerà chiaramente friulano. Ne parliamo con Marco Zoratti in rappresentanza di Confesercenti, quindi siete riusciti a mettere in piedi anche quest'anno l'iniziativa? Sì, questa è la terza edizione, con grande richiesta sia da parte delle osterie per partecipare che da parte della clientela che utilizza molto volentieri questa brochure con la piantina e le osterie numerate. Ognuna offre un calice di vino ed un piatto tipico friulano, in modo che chi vuole si può creare un proprio tour enogastronomico per passare questi 4 giorni, 10, 11, 12 e 13 di novembre. Le castagne la fanno da padrona, ma non solo le castagne, tutto il resto, i piatti tipici friulani, come ormai siamo abituati da tempo. Ecco, un'occasione questa per rilanciare sia le osterie e che anche il turismo in città, il turismo enogastronomico. Ne parliamo con Enzo Mancini, che è presidente del Comitato Difesa delle Osterie. Certamente, questo è un momento particolare di quelle feste che noi normalmente facciamo in osteria. Ne facciamo 3 insieme al carnevale, un qualcosa in primavera e poi il fiore all'occhiello, naturalmente il Friuli Doc. Ma queste feste qua non è una questione solo di mangereccia o di bere, perché le nostre osterie, come puoi vedere anche in questa, ma le potete dire il Canarino, se va a Butte o la Polsata delle Streghe, adesso non le potrei elencare, ecco, è storia, è cultura, è realtà, si torna praticamente a ciò che ho vinto e del resto. Il motto dal Comitato Osterie è ricordare, mantenere e trasmettere, e no o sin cavue propite con quel scopo. Ma senta, quanto è difficile riuscire di questi tempi a mantenere in piedi questi locali storici, bollette che stanno arrivando e prezzi che lievitano? Allora, il momento è difficile per tutti, dai locali, dici di tutti gli sbandi è difficile, ma la roba è poi difficile e sarà trasmetti, perché anche uno stir al va via, si distudia un elus e si accende un drago, perché lì vengono i cinesi. E il problema più grande è che lì, sapete? Dopodiché, no, i miracoli io vi sempre faccio e io continuo a fare, anche in questi momenti difficili. Ecco, con noi anche l'assessore comunale Franz. Effettivamente è un problema il fatto che ci sia difficoltà, no, a mantenere vive determinate tradizioni, determinati locali, però è importante che siano presenti nel tessuto sociale cittadino. È un lavoro fondamentale, io devo esprimere il grande apprezzamento dell'amministrazione comunale per il gran lavoro che ha fatto qua Enzo Mancini con il suo Comitato Friulano di Fede Osterie e anche la Confesercenti con Marco Zoratti. Quest'anno vediamo anche protagonisti gli alpini, ricordo che il prossimo anno avremo questo grandissimo avvenimento della Giornata Nazionale degli Alpini, quindi tenere unite quella che è l'identità, la tradizione e anche l'enogastronomia diventa un fattore fondamentale di promozione della città di Udine e dell'intero Friuli. Friuli Doc è un esempio, anche questa collaborazione con il Comitato di Fede Osterie va avanti anche per Friuli Doc. E questa bellissima iniziativa, ormai è arrivata alla terza edizione, che raggruppa 21 osterie, di cui 17 della città di Udine, sarà un momento per far apprezzare ai turisti e anche ai giovani quello che è il bello della friulanità. Ecco, parliamo proprio con gli alpini, della loro presenza, quanto sarà determinante nell'organizzazione? Beh, appunto si parla di tradizione, gli alpini portano avanti le tradizioni. Ma quello che stiamo facendo o cerchiamo di fare in collaborazione con la Confesercenti e con la Difesa Osterie è quello di portare avanti e calmierare i prezzi affinché coloro che vengono alla donata il prossimo anno si trovino bene come in famiglia e possano ritornare. Questo è il punto principale, far ritornare tutti coloro che sono venuti alla donata un'altra volta perché si sono ritrovati molto bene. Ci separiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo.
Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Incontro a Pordenone oggi tra l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro e i sindaci della Valcellina per l'annosa questione dello sghiaiamento del lago di Barcis. Ora i primi cittadini in un tavolo di concertazione dovranno condividere la soluzione migliore tra quelle proposte. Questo è un problema che tutti sanno, dura da decenni anche più e non è mai stato risolto. E noi cerchiamo con tanta buona volontà insieme ai sindaci, quindi siamo al servizio dei primi cittadini perché si faccia un progetto comune. Già ci sono sul tavolo vari progetti, devono essere i sindaci, dove c'è il territorio del lago, che poi insieme decidono qual è la soluzione migliore. È stato fatto uno studio importante con vari scenari e auspico che scelgano quello più consono al territorio. Quindi nomina di esperti in base a un finanziamento di 50.000 euro messo a disposizione del mio assessorato nella finanziaria nella manovra estiva, e auspico che in tempi relativamente brevi si possa arrivare almeno a individuare la soluzione. Poi diciamolo chiaramente a tutti per non illudere, il lago non verrà sghiaiato in pochi mesi, ma in anni, e quindi posto che le manutenzioni e le messe in sicurezza avvengono, come hanno assicurato i miei tecnici, i miei dirigenti, avvengono puntualmente, quindi non è che viene abbandonato a se stesso, soltanto non si può intervenire in maniera drastica e chirurgica come andrebbe fatto. Adesso finalmente abbiamo varie soluzioni, speriamo che si scelga quella più utile al territorio e nei prossimi anni venga risolto un problema che era iniziato quando avevo i calzoni corti anche prima. Claudio Traina, sindaco di Barcis, il suo comune è stato individuato un po' come ente capofila per trarre insomma, quelle che saranno le idee comuni dei sindaci sul versante della risoluzione insomma, dello sghiaiamento del lago. Che cosa farete a questo punto? Niente, si tratta a questo punto di individuare dei professionisti o una società di professionisti che individui quelle soluzioni che permettono di dare uno sviluppo alla valle compatibilmente all'asporto del materiale, cercando di limitarne i disagi alla popolazione, ripristinando quelli che sono i volumi anche del bacino. Cosa è stato fatto fino adesso, a che punto siamo e che cosa c'è ancora da fare? Fino adesso è stato messo in sicurezza l'abitato, sono stati asportati 600.000 cubi di ghiaia fino al 2020, che sicuramente ha contribuito a metterlo in sicurezza. Non era mai successo, è stata realizzata parte di una viabilità in destra al lago che andrebbe in sostanza completata con un secondo ponte al fine di completare il bypass per il paese. Diciamo che gli interventi da fare ce ne sono ancora molti. Noi vediamo che soprattutto nella nostra valle abbiamo un problema legato alla viabilità, perché al di là del trasporto dei camion, al di là della ghiaia, il traffico pesante lo vediamo in continuo aumento. Quali sono le richieste che sono state presentate dai sindaci? Oggi insomma, oltre a lei c'erano presenti anche gli altri primi cittadini della Valcellina. Ma diciamo che tutti hanno manifestato soprattutto problemi legati appunto alla viabilità da Erto a Montereale, la necessità di condividere un percorso anche con il territorio e anche con le associazioni al fine di poter raggiungere un risultato che risponda il più possibile alle esigenze. Certamente sarà un percorso abbastanza lungo, perché parliamo del termine di forse una decina d'anni. Nel frattempo va gestito il problema dell'emergenza a Barcis. Quali sono le proposte sul tavolo che dovrete valutare, che erano già in parte state presentate lo scorso gennaio? Beh, ci sono quelle proposte presentate dallo studio Aprilis, presentate il 25 gennaio a Montereale. Si lavorerà su quelle ed eventualmente si valuterà l'opportunità di modificarne qualcuna. Comunque si lavorerà su quelle. Nello specifico, per ricordare insomma, i termini? Ma diciamo che le varie proposte riguardavano la realizzazione di una teleferica attraverso Palla d'Altei, poi riguardava il trasporto su un asso trasportatore attraverso una galleria che da Barcis arrivava a Malnisio, un trasporto in condotta forzata attraverso la strada provinciale e la possibilità di realizzare diciamo, uno scolmatore a Monte del Paese che trasportasse gli eventi di piena al bivio, diciamo, nella forra della Molassa. Per quanto riguarda Montereale e Valcellina, insomma, che è il comune forse che ha una ricaduta maggiore di questa operazione, insomma, quali sono le vostre preoccupazioni principali? Beh, le preoccupazioni intanto sono quelle di riuscire a evitare di perdere ulteriore tempo, no? E poi puntare
arrivare ad alcune soluzioni che possono essere percorribili, previo ovviamente una valutazione che deve essere fatta con i principi, i presupposti che avevamo messo giù sin da 2 o 3 anni fa in un tavolo tecnico con Regione e tutti, stakeholders, ma anche altri enti che hanno una serie di azioni possibili sul lago. È chiaro che per il Comune di Montereale il passaggio di una serie interrotta di camion per l'abitato è un problema. È altresì un problema però per il Comune di Barcis avere un'emergenza di quel genere lì che per certi aspetti assume valenze anche completamente diverse. Mi sembra di poter dire che i sindaci della Valcellina sono perfettamente d'accordo e in linea sul assecondare e fare in modo che il Comune di Barcis sia comune capofila per quanto riguarda la gestione di questi importi, questo contributo per organizzare un tavolo tecnico. Auspico naturalmente che tutta una serie invece di progettazioni vengano messe lì, tra cui quello che ritengo sia fondamentale è ragionare su tutta l'asta del Cellina in maniera organica e soprattutto pensare che la Regione ritenga assolutamente prioritario lo sghiaiamento del lago di Barcis, magari anche evitando, se possibile, di rinnovare concessioni in altri comuni, di escavazione in altri comuni. Ci occupiamo adesso di spettacoli perché sarà visitabile fino al 20 novembre la mostra Takashi Paolo Nagai, annuncio da Nagasaki, nel chiostro Beata Vergine delle Grazie in piazza Primo Maggio a Udine. 47 i pannelli allestiti, 20 e 25 guide disponibili per visite guidate gratuite. La mostra Paolo Takashi Nagai, annuncio da Nagasaki, è stata presentata nell'auditorium del Centro Culturale delle Grazie con gli interventi della curatrice, la dottoressa Paola Marenco e di Don Alessio Geretti. Il titolo della presentazione pubblica è Ciò che non muore mai, Paolo Takashi Nagai, l'atomica e noi. La mostra è visitabile nel chiostro delle Grazie in piazza Primo Maggio a Udine fino a domenica 20 novembre. Oltre 70 i volontari che hanno lavorato per l'allestimento e oltre 25 guide saranno disponibili per le visite guidate gratuite per singoli e gruppi. Innanzitutto dobbiamo una nostra gratitudine a Paul Glynn, un padre marista australiano che, conoscendo la vita di Nagai, ha voluto raccontarla al mondo, in particolare per riappacificare i rapporti tra l'Australia e il Giappone dopo la guerra. E noi abbiamo ricevuto questo libro, ci è capitato in mano tra il 2017 e il 2018, che è Pace su Nagasaki, e la sua vita ci ha colpito enormemente, innanzitutto perché io di professione faccio lo sceneggiatore. Se dovesse essere un film, se dovessi vendervi questo film, vi direi venite a vedere la storia di un sopravvissuto all'atomica di Nagasaki, perché infatti Nagai era un radiologo giapponese che era a Nagasaki quando la bomba è caduta, è sopravvissuto miracolosamente e però, cosa ancora più grande, in una storia che è una storia di conversione al cristianesimo, lui è diventato poi il punto intorno al quale l'intera città è risorta, si è ricostruita, e soprattutto da questo dramma terribile dell'atomica lui ha professato un enorme messaggio di pace. La cosa incredibile è che i giapponesi di Nagasaki sono estremamente legati a lui, ma non parlo dei cristiani, parlo degli shintoisti, che infatti lo definiscono ancora oggi il santo di Nagasaki. E quindi una storia appunto di pace, di speranza nella più grande avversità che riusciamo a immaginare. Oggi più che mai, nella continua minaccia che sentiamo dai telegiornali dell'atomica, ci interroga appunto cosa ci può dare ancora oggi un uomo così per stare di fronte a questo dramma. La storia di conversione è significativa innanzitutto perché Takashi viveva un profondissimo nazionalismo, una profondissima identità del suo essere giapponese, e quando ha incontrato il cristianesimo ha vissuto un conflitto, non voleva perdere chi lui era, ma è stata questa l'enorme sfida, la grandezza che poi l'ha effettivamente convertito, sia il fatto che ha scoperto che poteva rimanere fino in fondo chi sarebbe stato. Si è ribattezzato appunto Paolo, Takashi Paolo, da Paolo Miki, un martire cristiano giapponese degli anni della persecuzione, e comunque nella sua opera cristiana di pace ha sempre portato all'interno elementi della sua tradizione, invenzioni, se vogliamo, nuove di cristianità. Uno di cui io sono molto grato è l'invenzione dei Nembutsu cristiani,
ossia ha preso l'eciaculatorio dei bonzi shintoisti e ne ha fatto invece uno strumento di preghiera cristiana, soprattutto vedendo la somiglianza che c'era tra i grani dei bonzi e il rosario. Ma molto di più, l'ultima parte della sua vita è stata all'interno di un nyokodo, ossia quando Nagasaki è stata distrutta e hanno dovuto ricostruirgli casa, lui ha chiesto ai suoi amici architetti di costruire questa capanna di 4 metri quadri. Perché il nyokodo? Perché il nyokodo era una casa umile che gli eremiti shintoisti utilizzavano per accogliere gli ospiti. Infatti la misura era dovuta allo spazio di un letto e lo spazio di accoglienza per la cerimonia del tè. E dunque le file di gente che venivano ogni giorno per incontrarlo venivano accolti proprio in questo spazio dove il cristianesimo e la tradizione giapponese si incontravano. Era questo l'ultimo approfondimento della puntata di oggi di A Voi la Linea. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.